e l'ho preso per le braccia e nel momento che lui si è staccato la sua barca è affondata, quindi è stata una questione di un paio di secondi, ma alla fine è andato tutto bene. Uno scontro tra una chiatta e un mezzo di trasporto che ha la peggio e affonda nel canale della Giudecca. Sono circa le 8 del mattino quando Cristiano Bonora, detto Doge, pilota di Veritas in quel momento in servizio, si trova davanti all'incidente e si accorge subito che una persona è finita in acqua e ha bisogno d'aiuto, come racconta lui stesso a Venezia.com. Ho notato una ressa tra barche ferme e una barca che stava per affondare, ho visto tanto fumo bianco ed era il fumo del motore della barca che stava affondando e non so se c'è stata una collisione, però ho visto che c'era una persona in acqua che aveva bisogno di aiuto immediato. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Capitaneria di Porto. Ciò che è importante è che non ci siano state conseguenze gravi alle persone, grazie alla prontezza di Bonora. Non c'era molto tempo, allora mi sono avvicinato e gli ho detto al signore in acqua di spostarsi verso il lato della mia barca, io sono sceso, bene, l'ho sostenuto finché è arrivata la barca di sommozzatori che alla fine l'ha recuperato e tirato a bordo. 30 secondi che però secondo me sono stati basilari per la sua vita. Eccolo Cristiano Bonora, detto Doge, mentre sorregge la persona in acqua in attesa dei soccorsi. Lo si vede in questo video ripreso con un cellulare da un condominio. Un gesto rapido, deciso, di quelli che fanno la differenza, di persone che fanno la differenza quando se ne presenta l'occasione. Stavo andando verso la mia zona che avevo in affidamento e in quel momento mi sono fermato perché ho visto che c'era un problema e penso sia stato giusto così.